Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale, ma vediamo subito i titoli. Gli LSU della scuola protestano perché gli dimezzano le ore di lavoro e lo stipendio. Non si può vivere con 500 euro al mese, dicono. Operatori e volontari a supporto del 118 incontreranno giovedì a Catanzaro Cotticelli. Il 12 febbraio scade la convenzione e a rischio c'è il trasporto dei realizzati. Tabaccaio ucciso per aver detto no al boss, fatta luce sull'omicidio di Bruno Ielo avvenuto nel maggio del 2017, 4 le persone arrestate. Ancora una rapina con il metodo della spaccata a Cosenza, nel mirino una tabaccheria del centro cittadino. Prosegue senza sosta il tour in Calabria dei candidati alla presidenza, iniziative e manifestazioni in ogni area della regione. Una messa nel Duomo di Crotone in ricordo di Giuseppe Parretta, il giovane ucciso il 13 gennaio del 2018. Ancora buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, la pagina del lavoro con la protesta degli LSU della scuola, dimezzate le ore di lavoro e lo stipendio. Non si può vivere, dicono, con 500 euro al mese. Per noi l'ha seguiti Gianluca Pasqua. Internalizzazione è una parola difficile ma molto ambita, eppure nel caso degli ex LSU della scuola potrebbe significare un passo indietro significativo. Il decreto interministeriale che regolamenta gli appalti nelle scuole prevede sì l'immissione in ruolo, ma la risicata disponibilità dei posti comporterà una riduzione delle ore lavorative per la maggior parte dei soggetti. Siamo stati stabilizzati nel 2001 da grossi consorzi che si occupano di lavori di pulizia. Nel 2014 l'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi ci ha catapultati in un nuovo progetto che si chiama Scuole Belle e ci occupiamo da 6 anni sia di pulizie che di tinteggiatura di tutti i plessi scolastici. Invece di migliorare la situazione ci vogliono fare una internalizzazione come personale ATA, quindi con lo Stato, che però ci viene a penalizzare in quanto noi all'epoca siamo stati assunti in base a dei posti accantonati di collaboratore scolastico che erano 11.263. Adesso allo stato attuale siamo 16.000. Poiché nel corso degli anni è stato inserito un altro bacino di lavoratori. Nella provincia di Cosenza in 18 i primi della graduatoria otterranno un contratto full time, per gli altri solo 3 ore al giorno e uno stipendio proporzionato all'orario. Una situazione che una volta cristallizzata sarà quasi impossibile da sovvertire, si legge chiaramente. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative se non in presenza di risorse certe e stabili. Gli ex LSU pongono l'attenzione anche sui requisiti richiesti. Non tutti potranno accedere alle graduatorie. C'è il rischio che centinaia di persone restino fuori dalle procedure di assunzione. Quello che noi chiediamo è che lo Stato si impegni, che tutta la platea possa raggiungere il full time. Perché vivere con 500 euro e da premettere che la maggior parte di noi sono monoreddito, per noi significa fare la fame. E quindi vogliamo un po' di dignità. Vedere delle persone che dopo 23 anni vengono portate alla fame, credo che qualcuno se ne deve assumere anche le responsabilità. Restiamo a Cosenza per lo sciopero ad oltranza dei lavoratori della SEARC che da mesi non ricevono lo stipendio. Oggi una nuova assemblea dei dipendenti, intanto i genitori dei bambini hanno lamentato i pasti freddi e scarni per i loro figli nelle mense scolastiche. Dalle parole ai fatti, i dipendenti della SEARC continuano con lo sciopero ad oltranza. Stamattina nuova assemblea dei lavoratori, nulla di nuovo, le posizioni restano ferme. Da mesi i 35 lavoratori della ditta che si occupa delle mense scolastiche cosentine non ricevono lo stipendio. Si tratta di compensi minimi, circa 200 euro al mese, eppure non si riesce a garantire le spettanze. L'azienda vanta crediti per 600.000 euro dal comune, fatture non pagate. Sarebbe questo
questo mancato incasso a determinare le difficoltà nell'erogazione delle mensilità ai dipendenti, soldi che al momento, secondo quanto si è appreso, il municipio non può pagare, il comune è in dissesto, bisognerà attendere i commissari. Come se ne esce di certo un labirinto, visto che non riguarda solo Cosenza, ma anche Rende e Corigliano Rossano, dove i dipendenti dell'azienda vivono le stesse difficoltà. Intanto sui social insorgono le mamme per i pasti freddi e scarni distribuiti nelle mense delle scuole bruzie. Non è un servizio qualsiasi, riguarda il futuro dei bambini. L'alimentazione equilibrata è fondamentale per la crescita, un servizio che viene pagato dalle famiglie. Nel cortocircuito tra azienda e istituzioni resta la disperazione dei dipendenti che non riescono a sopravvivere. Di questo si tratta, di bollette in scadenza, di affitti che aspettano, di vita che non può più essere rimandata. Al momento è braccio di ferro in attesa di un dialogo che salvi non solo i lavoratori, ma anche uno dei servizi fondamentali per le famiglie del territorio. E torniamo ad occuparci della protesta dei operatori e dei volontari delle associazioni a supporto del 118 a Cosenza. Previsto per giovedì mattina un incontro a Catanzaro con il commissario alla sanità Cotticelli. Il sit-in si sposterà dunque alla cittadella regionale. Giovedì mattina il presidio degli operatori e dei volontari a supporto del 118 si sposterà alla cittadella regionale a Catanzaro, dove per le 9:30 è previsto un incontro con il commissario ad acta per la sanità in Calabria, Saverio Cotticelli. Ieri la protesta in via Limena dinanzi la sede dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, a cui è seguito un incontro con i vertici dell'ASP e da cui è scaturito al termine della riunione l'appuntamento di dopodomani nella città capoluogo. A Cotticelli le associazioni di volontariato che supportano il servizio di emergenza-urgenza spiegheranno che è cominciato il conto alla rovescia e che il 12 febbraio, se le convenzioni non verranno rinnovate, molti dializzati che usufruiscono del trasporto verso i centri per terapia salvavita resteranno a casa. Chi si assumerà questa responsabilità? Le 25 ambulanze che collaborano con il 118 rispondendo alla domanda di soccorso del territorio resteranno ferme. Va ricordato che in questo momento le associazioni consentono alla centrale operativa del servizio di emergenza-urgenza di coprire ben 6 postazioni. Grazie ai volontari a Cosenza, Taverna di Montalto, Spezzano Sila, Castrovillari, Corigliano e Belvedere. Senza di loro ci sarebbero grossi problemi nella gestione del primo soccorso. Non è un caso la presenza nel confronto di ieri nel Palazzo della Sanità Cosentina del responsabile del 118, il dottor Riccardo Borselli. Va ricordato infine che le convenzioni sono scadute il 31 dicembre, la proroga è prevista fino alla seconda settimana di febbraio e dopo, se il nodo non dovesse sciogliersi, sarà il caos. E a proposito di proteste, domani dalle 8:30 in poi si terrà un sit-in pacifico dei tirocinanti della giustizia presso i tribunali delle diverse province calabresi, tra cui ovviamente anche quello di Cosenza, a causa della fine e del mancato rinnovo dello stesso tirocinio dei 1000 lavoratori al 31 gennaio 2020 e ovviamente seguiremo anche questa vicenda. Adesso parliamo di cronaca, perché a Reggio è stata fatta luce sull'omicidio di Bruno Ielo, il tabaccaio ucciso nel maggio del 2017, pagò con la vita il no detto al boss. 4 le persone arrestate. La ferocia del clan tegano e di chi, pur portando un cognome diverso e degno, si fa per dire di quella cultura e di quella barbarie. E Bruno Ielo, 66enne, tabaccaio di Catona Gallico, quartiere a nord di Reggio Calabria, ucciso il 25 maggio del 2017, la testa non l'aveva abbassata. Affiliati alla famiglia Tegano avevano preso di mira la sua tabaccheria. Uno di loro, in particolare Francesco Polimeni, voleva impossessarsene ad ogni costo. Polimeni aveva una tabaccheria nelle vicinanze e aveva tentato di tutto per costringere Ielo a cedere l'attività. Lo scopo era chiaro: acquisire lui la vasta clientela.
In questo contesto si inserisce la rapina con tentato omicidio dell'8 novembre 2016, quando un commando fece irruzione nell'esercizio di Jelo, che rimase gravemente ferito al volto a seguito di un colpo di pistola esploso da uno dei malviventi. Ma Jelo non cedette lo stesso e allora il clan decise che doveva morire, anche per dare un segnale alla comunità. Il 27 maggio 2017 Bruno Jelo, dopo aver chiuso la tabaccheria, era sera, si mise in sella al suo scooter per tornare a casa. Francesco Polimeni, Cosimo Scaramozzino, Francesco Mario Dattilo, 3 dei 4 arrestati, l'altro è Giuseppe Antonio Ciaramita, che aveva partecipato alla rapina dell'8 novembre e aveva ferito Jelo, lo avevano pedinato per giorni. Conoscevano ogni movimento. Quella sera decisero di passare all'azione, affiancarono lo scooter ed esplosero diversi colpi di pistola. L'arma fu abbandonata sul posto dell'agguato. L'esecutore materiale fu Mario Francesco Dattilo, secondo le risultanze dell'inchiesta. L'incarico gli fu affidato da Francesco Polimeni. 2 anni e 7 mesi di indagini. Gli agenti della Questura di Reggio Calabria e la Procura della Città dello Stretto hanno chiuso il cerchio. L'operazione scattata questa mattina l'hanno chiamata Giù la testa. Oggi, ad abbassare lo sguardo, sono i 4 arrestati. Ancora la cronaca ci porta a Cosenza per un'altra rapina con il metodo della spaccata nel mirino, una tabaccheria del centro. Il primo colpo dell'anno, l'ultimo di una lunga serie, la banda della spaccata, sempre che sia la solita, rientra in azione e torna a colpire una rivendita di tabacchi a Cosenza. Il boato provocato dallo sfondamento della sala cinesca con un automezzo pesante è stato avvertito poco prima delle 5 del mattino e ha svegliato gli abitanti di via Vittorio Veneto proprio di fronte all'edificio che ospita l'ufficio centrale delle poste. I malintenzionati sono penetrati nell'esercizio commerciale e sono andati a colpo sicuro nell'area che ospita le slot machine, prelevando la pesantissima apparecchiatura cambiamonete. Poi hanno saccheggiato la rivendita dei gratta e vinci e portato via le casse. Come al solito sono riusciti ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce, ma ci sono diverse telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena. Le immagini sono già al vaglio degli investigatori. Il caso è seguito dalla Polizia di Stato. Come dicevamo, questo è solo uno dei tanti colpi messi a segno negli ultimi mesi con queste modalità. Il furto in un bar di Contrada Cultura a Rende e la spaccata eseguita in un bar ricevitoria di Popilia, gli ultimi episodi avvenuti nell'Interland. E la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Mario Chiuto, il sindaco di Cosenza, indagato per associazione a delinquere transnazionale nell'ambito dell'inchiesta per alcuni appalti in Cina, che vede coinvolti anche l'ex ministro all'ambiente Corrado Clini e l'ex assessore di Palazzo dei Bruzzi Martina Hauser. Il difensore di Chiuto ha chiesto il non luogo a procedere, il GUP invece ha fissato la prossima udienza per il 19 febbraio. Adesso a Crotone per una messa proprio nel Duomo il ricordo di Giuseppe Parretta, il giovane ucciso 2 anni fa. Una messa per ricordare Giuseppe Parretta, il giovane ucciso barbaramente a Crotone 2 anni fa. Dolore e commozione nel giorno dell'anniversario in cui è stata presentata la seconda edizione del concorso letterario regionale sul tema I giovani e la legalità. Rilanciare, dice la madre, i valori e la famiglia. Giuseppe deve rilanciare la ribellione morale, no? La lotta alla violenza. Il dire no alla mafia, all''ndrangheta, alla criminalità organizzata. Dopo Giuseppe ci sono stati altri 2 omicidi, quindi l'esempio da seguire è chiaro, cioè dobbiamo fare in modo che la Regione Calabria e il territorio crotonese dia sicurezza ai nostri giovani affinché non ci sia un altro Giuseppe. L'iniziativa voluta dall'Associazione Libere Donne, presieduta da Caterina Villirillo, mamma di Giuseppe, sottolineata l'importanza di lavorare in rete in ambito culturale per fornire ai giovani gli strumenti necessari, le opportunità, il sostegno affinché possano essere portatori di speranza. Ma dopo la morte di Giuseppe, cosa è cambiato nel lavorare nel centro storico di Crotone? È cambiata quella forza che comunque vedono il centro comunque
aperto, che comunque si continua a parlare di alcune cose, quindi questa comunque voglia di riprendere il territorio, no? Questa voglia del riscatto, di dire aiutateci ad uscire fuori da alcuni sistemi, perché il malaffare è dappertutto e quindi Crotone deve risorgere. Vogliamo vivere tranquilli, tutto qua. Obiettivo: tenere viva la memoria di Giuseppe Parretta, ucciso a soli 18 anni nel centro storico della città pitagorica. Restiamo a Crotone per una notizia di politica, perché si svolgeranno il 2 marzo prossimo le elezioni per il nuovo presidente della provincia di Crotone. Lo ha stabilito il decreto numero 1 del 14 gennaio 2020 del presidente facente funzione dell'ente intermedio, con il quale vengono indette le elezioni a seguito delle dimissioni da sindaco di Crotone di Ugo Pugliese, che era stato eletto anche presidente della provincia. Ad eleggere il presidente saranno i consiglieri dei comuni ricadenti proprio nella provincia. L'elezione avviene ovviamente con il sistema del voto ponderato. Le candidature a presidente della provincia vanno presentate entro martedì 11 febbraio 2020. Ancora la politica, prosegue il tour dei candidati alla presidenza della Regione Calabria, diverse le iniziative e le manifestazioni. Iniziamo da Iole Santelli, candidata del centrodestra, e Francesco Aiello, candidato del Movimento 5 Stelle. È una missione pedagogica la scelta di candidarmi a governatore della Calabria, così Francesco Aiello in corsa per le regionali per il Movimento 5 Stelle, intervenendo a Castrovillari ad un'iniziativa politica organizzata nella sala consiliare. La mia è una missione, anche se vuole pedagogica. Io voglio alzare il livello della discussione, contaminando gli altri, in particolare anche i mezzi di comunicazione di massa, che i temi sostanziali dello sviluppo non sono quelli individuali, ma sono quelli collettivi. Sua idea di Calabria? La Calabria che vorrei è una Calabria inclusiva, una Calabria cioè che sia normale, così come è la domanda di normalità che proviene dai tanti territori che stiamo, come dire, visitando e tentando di contaminare con le nostre buone pratiche ogni giorno. Calabria protagonista è lo slogan con il quale la candidata presidente del centrodestra Iole Santelli ha chiamato a raccolta coordinatori di zona dei partiti che compongono le 6 liste a lei collegate, i candidati al Consiglio regionale del territorio, i parlamentari, i sindaci ed amministratori della circoscrizione nord per l'area del Pollino. Partiamo subito dicendo qual è la sua idea di Calabria. La mia idea di Calabria è una Calabria consapevole delle proprie ricchezze, dei propri tesori, delle proprie forze, sia come risorse naturali ed economiche che come risorse intellettuali. Anche più responsabile però nei confronti delle proprie problematiche e consapevole del fatto che i problemi non possono diventare sempre emergenze. Basta della politica tutto a tutti, che significa niente a tutti, e cominciamo a fare delle scelte. Le scelte costano in politica, ma sono un investimento sullo sviluppo. Iniziative anche per Pippo Callipo, candidato del centro-sinistra, e di Carlo Tanzi. Dopo la rinuncia all'indennità da governatore, Pippo Callipo, candidato del centrosinistra, assume l'impegno di ridurre i costi di Palazzo Campanella. Dinanzi ai disagi dei calabresi, ha detto Callipo, non è possibile avere uno dei più costosi consigli regionali d'Italia. Poi parla delle emergenze da affrontare, ad iniziare dal lavoro. Il lavoro è la prima cosa, tutto quello che si muoverà, sanità, infrastrutture, mare, vacanze, turismo, si muove per creare posti di lavoro, per far restare i nostri giovani qua e possibilmente farne anche rimanere. Io sono un tipo pratico, quindi lavoreremo in questo senso e di conseguenza ricreeremo posti di lavoro in Calabria. E creare ricchezza e lavoro partendo dai territori tra i programmi del candidato alla presidenza della regione Carlo Tanzi, tappa crotonese per il camper arancione dell'ex numero 1 della protezione civile regionale, i temi della mobilità della zona e della bonifica tra gli argomenti affrontati. Il rilancio della Calabria, detto, può avvenire solo mediante il rilancio delle aree depresse. Non abbiamo accettato inciuci con nessun partito politico, nonostante mi abbiano anche proposto alcuni partiti, l'assessorato, la vicepresidenza, per poter appoggiare questo o quell'altro candidato. Io sono una persona seria, come tutti i nostri candidati, e ho detto no grazie, io voglio cambiare veramente la Calabria attraverso un'azione di libertà,
perché per cambiare la Calabria ci vogliono uomini liberi, con le mani libere e con le mani pulite. Ancora la cronaca ci porta nel Cosentino con una coppia di anziani coniugi che è stata tratta in salvo a Scigliano da un maresciallo dei Carabinieri intervenuto a seguito dell'incendio per cause accidentali del loro appartamento. I due, marito e moglie, erano usciti di casa dimenticando una pentola con alcune pietanze lasciate a cuocere sul fornello a gas della cucina. Rientrati in preda al dubbio è stata la donna, dopo aver aperto la porta, ad essere colta di sorpresa dalle fiamme che si erano propagate velocemente. L'anziana ha tentato di domare le fiamme ma è stata costretta a uscire di casa, mentre le urla del marito hanno allertato i vicini. Il maresciallo della vicina caserma, attirato proprio dalle richieste di aiuto, si è recato sul posto portando con sé 2 estintori. Il sottufficiale ha condotto i 2 anziani all'esterno dell'edificio e poi ha spento le fiamme, che sono state poi estinte anche con l'uso di asciugamani bagnati. I vigili del fuoco hanno confermato l'accidentalità del rogo. I 2 anziani adesso sono in buone condizioni. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo in merito alla morte di Luca Pulsoni, il maresciallo della Guardia di Finanza, originario di Avezzano ma in servizio al comando provinciale del capoluogo calabrese, deceduto durante una battuta di caccia. Sul registro degli indagati è finito il nome di un 23enne che, ancora sotto shock per l'episodio, sarebbe accusato di omicidio colposo. I giudici vogliono infatti vederci chiaro sul decesso del maresciallo avvenuto sull'altopiano degli Iscrisi, nel territorio di Maierato, domenica pomeriggio. La Procura ha infatti disposto l'autopsia sul corpo del finanziere, che verrà effettuata oggi. È stato incastrato dalle foto sul cellulare un 18enne di Villa Piana arrestato dai carabinieri della stazione locale per detenzione di droga. Durante un controllo i militari hanno notato 4 ragazzi che conversavano per poi scambiarsi qualcosa in modo sospetto. I carabinieri li hanno quindi fermati e trovato per terra diversi involucri di cellofan trasparente, nonché dei residui di marijuana. Perquisiti i giovani, addosso a un 18enne è stata trovata una grossa somma di denaro contante e una dose di marijuana. I carabinieri hanno deciso di perquisire la casa del giovane, dove all'interno di un vaso di ceramica posto sopra un armadio c'erano altri 13 grammi dello stesso stupefacente. Portato in caserma e analizzato il suo cellulare, tra le foto ce n'erano alcune in cui il 18enne era ritratto davanti ad ingenti quantitativi di marijuana. I militari hanno riconosciuto i luoghi delle immagini e quindi individuato un magazzino retrostante l'abitazione, che è stato ispezionato. Qui sotto un asse di legno c'era una confezione sigillata contenente quasi 430 grammi di marijuana, ancora da dividere in dosi. Intervento del 118 questa mattina in via Visasi a Cosenza. I soccorsi sono stati allertati da alcuni passanti che hanno notato un giovane su una panchina in preda a una crisi epilettica. L'uomo, dell'apparente età di 40 anni, ha accusato un malore e ha perso conoscenza. Caricato sull'ambulanza è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Ed è stato presentato a Rende, nella sede della BCC Mediocrati, un volume dedicato a San Francesco di Paola. San Francesco di Paola ebbe un importante ruolo anche nella politica del suo tempo e la tesi sostenuta nel volume Francesco di Paola, protagonista politico del Quattrocento, di Oreste Parise, edizioni Alimena, Orizzonti Meridionali. Il libro è stato presentato nella sede della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati. È con piacere che abbiamo accolto questa richiesta di presentare nella nostra sala, nella nostra sede, questo libro che ci aiuta a comprendere il lato umano di San Francesco e quindi il vissuto del nostro amato santo. Noi spesso scordiamo che tra il 500 e il 600 l'ordine dei minimi era tra i principali in Europa e che San Francesco di Paola ha una caratura assolutamente sovranazionale. La cosa che non bisogna mai dimenticare che non si tratta di un santo calabrese, non perché non sia calabrese, ma perché secondo me fondamentalmente la sua vicenda più importante si svolge in Francia. Tant'è vero che l'ordine dei minimi nasce fondamentalmente in Francia e nasce per impulso del Papa che viene considerato il più dissoluto, no? Che sia mai esistito, che è Alessandro VI, Rodrigo Borgia. La prefazione del volume è stata curata da Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano. Diceva un grande teologo che la politica è mistica arte. E ora io sono convinto che la politica va in crisi quando diventa meramente gestione o diventa soltanto potere. Invece
la politica si preserva e si tutela e si custodisce nella misura in cui recupera la dimensione mistica e la dimensione spirituale. La crisi della politica è crisi spirituale, per cui se vogliamo superare la crisi della politica dobbiamo recuperare proprio quell'attenzione agli ultimi e agli oppressi, la dimensione sociale, la questione sociale che è tipica dell'esperienza cristiana di Francesco di Paola. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Il minimo depressionario, che ha portato instabilità a tratti lungo i settori ionici della Calabria, tende ad allontanarsi verso est attraverso il Mediterraneo meridionale al largo delle coste libiche. Assisteremo quindi ad un generale miglioramento a partire dalle aree più settentrionali della regione. Domani condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti ancora presenti su serre vibonesi e settori ionici del Catanzarese e Reggino, temperature in diminuzione nei valori minimi sulle zone interne, stazionari altrove. Passiamo a mari e venti, domani venti dai quadranti settentrionali ovunque, moderati sullo Ionio, con mare mosso il Golfo di Taranto e il Golfo di Squillace, molto mosso nei rimanenti settori, venti deboli sul Tirreno, con mare generalmente poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.